6. Quindi all'angolo rosso Minervino Gianluca dell'Accademia Ma non è quello di adesso. Veronese Ruga, e all'angolo blu Cremasco Enrico dell'Ares Boxing Club, categoria senior 75 kg. Mauri 7-5. Ecco qua, questo è il video giusto, non quello di prima. Siamo online. Hanno messo la campanellina sul canale, se no gli sarebbe arrivata la notifica. Molto male. Il blocco, chiunque siano. È lo stesso. Non gli aveva messa la campanella. No, corre su. Cosa vuoi prima? Quando mia sorella? Inizio il primo round. Primo round. Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Termine del secondo round.
Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Gianluca, lavora con i diretti. Entra Gianluca! Vai con i diretti! Fine del match. Si preparino per il match successivo dal 37 all'angolo rosso Natale Edoardo Maria Ares Boxing Club e all'angolo blu Pisello Matteo Ares Boxing Club. Si aggiudica l'incontro l'angolo blu Creazio Lucio Ares. Procediamo con la gara numero 37, all'angolo rosso Natale Edoardo Maria Ares Boxing Club e all'angolo blu Pisello Matteo Ares Boxing Club. Inizio il primo round.
Fine del primo round. Fuori secondi. Inizio secondo round. Fine del secondo round. Fuori secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Fine del match. Nel frattempo si preparino per la gara successiva, gara numero 39, all'angolo rosso Nicolini Diego, Accademia Pugilistica Veronese Rosa, e all'angolo blu Rocchi di Luca Ares Boxing Club.
Il match numero 38 salta per walkover a favore di Bertoncini Francesco Ares Boxing Club. Si aggiudica il match l'angolo rosso Natale Edoardo Maria Ares Boxing Club. Proseguiamo con gara 39, all'angolo rosso Nicolini Diego, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, e all'angolo blu Rocchetti Luca Ares Boxing Club, categoria senior 81 kg.
Scusa, non sei poco forte, se c'è il centro mentale rotto, ricordo mi devo dire io poco, dai. Il girato è un'arte, non è mia una parola. Allora io dico quello che io ho rilevato. Quello che io ho rilevato non ho visto intenzionalità nel colpire. In realtà, ma è Quello che ho rilevato da giù, ok, perché attenzione, è una disciplina nuova, che se io colpisco e tu mi vieni avanti, è normale che diventa più grave, però non è un fatto che io non ho rilevato l'intenzionalità di colpire il giudice. Ho chiesto agli altri giudici se loro l'hanno visto o meno, nessuno mi ha. Io purtroppo dico che in questo caso non esiste proprio c'è io non intenzionalità non ci stanno da quanto mi riguarda se io dico ma non c'è l'intenzionalità, il colpo era forte, non c'è l'intenzionalità. Hanno fatto danni? Anche che ha fatto danni? No, e allora? Questo non è un match da star lì a mettersi d'accordo. C'è un regolamento, se porti un corpo forte, sono cazzi voi, mettete a casa attenzionale. Se tu li amici che non sanno neanche come la porti, non può essere attenzionale.
Abbiamo il verdetto della gara numero 39, si aggiudica il match l'angolo rosso per squalifica Nicolini Diego, Accademia Pugilistica Veronese Ruda. Si preparino nel frattempo per la gara numero 40 all'angolo rosso locale. Scusatemi, dicevo all'angolo rosso Locascio Christian della Philips Box e all'angolo blu Rustani Claudio Accademia Pugilistica Veronese Ruda categoria senior 81 kg.
Inizio del primo round. Vai sotto, tranquillo. Vai dietro, vai dietro. Vai dietro. Vai sotto dietro. Vai dietro. Vai dietro. Vai avanti. Vai dietro. Vai di avanti. Vai dietro. Vai dietro. Vai sotto dietro. Il primo round. Invece ieri è vero che è stato scontato, è dato le squalifiche, le squalifiche, Quali secondi? Inizio il secondo round. se non hai individuo devi iniziare un po' Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round.
bravo, veramente ci lasciamo tutto un po', va bene dai ragazzi. Nel frattempo si preparano per la prossima gara all'angolo rosso Savona Francesco della Dinami e all'angolo blu Tarocco Andrea dell'Accademia Pugilistica Veronese Ruga. Il match numero 41 salta cover a favore di Catanini Francesco dell'Accademia Pugilistica Veronese Ruga. Si aggiudica l'incontro l'angolo blu Rustani Claudio Accademia Riga. Proseguiamo con l'incontro numero 42 all'angolo rosso Savona Francesco della Dinami e all'angolo blu Tarocco Andrea Accademia Pugilistica Veronese Ruga, categoria senior 81 kg. Inizio del primo round. Finisce il primo round.
Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Termina il secondo round. Fuori i secondi. Inizio terzo e ultimo round. Si preparano nel frattempo per il prossimo match dalla numero 43 all'angolo rosso Viale Edoardo della Box Cavalotti e all'angolo blu Petto Mattia dell'Accademia Pugilistica Veronese Uruguay. Si aggiudica il match l'angolo rosso Savona Francesco della Dinamo. Ti ho rotto il cazzo da quel tavolo. Poco da dire. Poco da dire.
round. No, perché c'erano i walkover di mezzo, col casino che è successo non ci siamo accorti. Procediamo con gara 46 all'angolo rosso Cristallini Roberto a Cadena Lunga e all'angolo blu Amatio Alberto Ares Boxing Club per la categoria senior 91 kg. Vai Roby! Vai tu! Dieci Roberto, vai! Ma è perché c'è il wifi che ha problemi? Ho tolto il wifi e ho lasciato la rete normale e ogni tanto vuole ricollegarsi. Solo che... Secondo me è quello che oggi fa fatica a funzionare. Non so se ci arrivo più che altro. Ci arrivi tu? Ti sposto la scala. L'ho tolto! Ma dalla tendina, perché non posso aprire le... Sono in diretta, non posso aprire le app. Allora l'unica sarebbe togliere il wifi, ma io non ci arrivo neanche sulla scala, lo togli tu, quell'aggeggio lì. Sì, stacca il wifi. Si preparano nel prossimo per la gara numero 47, iniziamo con i semifinali. All'angolo rosso Daniel Giovanni della Rivoli e all'angolo blu Salvini Matteo Ares Boxing. Cosa no? Che cazzo dici? Lascia stare quello. Allora, o è l'applicazione che oggi ha problemi? Per stamattina o no? La vedi bene? Si aggiudica l'incontro l'angolo blu Amatio Alberto Niente, continua a scollegarsi lo stesso. Zio, ma perché era senza bendaggio o cappello? Ma chi? Ha perso per i bendaggi? Ma che si sborino. Ma davvero. Che si sborino.
Spiegami cos'è successo che io sto litigando con la diretta. Spiegami cos'è successo che sto litigando con la diretta. Sulla gara numero 47, all'angolo rosso, Gamma Giovanni, Dinami, e all'angolo blu, Sandrine Matteo. Sì, ma non capisco. Cioè, secondo me a questo punto è YouTube che ha problemi, perché l'ho appena messo perché si scollegava uguale. Secondo me allora è YouTube che ha l'applicazione che gira per palle. Abbiamo provato. Abbiamo provato. Abbiamo provato e si stacca lo stesso, quindi secondo me è l'applicazione che ha problemi oggi. Adesso non c'è la luce, che non è sempre così. No, ma è a posto, a posto. È che comunque anche i dati mobili si bloccano. Il telefono si scalda. Lo stacco dalla corrente, magari un po'. Magari si è surriscaldato un po' anche. Io. No, è che non capisco. Adesso sta andando, ma vediamo perché anche prima stava andando. Non riesco proprio a capire, Massimo di diretta. Non avevo dubbi pur di far poca fatica, Pietro. Pur di far poca fatica. Perché è successo il casino di Diego che ha sconcentrato tutti. Perché noi dopo abbiamo dovuto correre di qua e di là. Emiliano si è perso anche lui, tu evidentemente ti sei perso perché eri lì che guardavi. Continua a sconnettersi sia in wifi che in dati mobili. Ma quindi io penso che abbia un problema l'app di YouTube perché aspetta, finisco il match di questi. Robby, contento comunque? Sei divertito, sei contento? Sei contento? Sì, molto contento. Adesso bisogna lavorare su certe cose perché tante cose che ho intravisto fare finché ero qua che maneggiavo sono cose che fai sempre anche in allenamento, che ti dico il fatto di incrociare i piedi, il fatto di portare il colpo corto. Però guarda che sei andato bene per essere un debutto, cioè tutti siete andati bene per essere un debutto. Dovete rilassarvi un pochino e dopo sistemare le requisine. Ho fatto bene la figura, nonostante anche adesso tu sia saltato su a caso, quindi comunque sei andato bene. Dopo si può sempre migliorare, è vero? Ma Certo, no dai, non sono contento del break. va buono. Perché comunque comunque tu hai fatto bella figura e di questo devi essere contento, perché con il problema che hai di quanto sei rigido, di quanto lenti porti i colpi di solito, lì eri rimasto già oggi rispetto al solito, eri pulito, non ti buttavi di lato, non farmelo fare che vengo giù, però hai capito, hai ripartito molto bene.
Perché tu adesso in teoria saresti contro Francesco. Però se ti sei fatto male lui, hai visto che non sappiamo più dove siamo. Adesso l'order di gruppo della Dinami e all'angolo blu Bagnezzi Mario Ares Boxing Club. E faccio come Tom Cruise in Mission Impossible. Con la GoPro in bocca. Si aggiudica l'incontro l'angolo blu Salvatore Matteo Ares Boxing Club. Adesso blocco la diretta e la faccio ripartire, vediamo se va perché continua a staccarsi.